Momenti di panico e caos ieri nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, all'incrocio con la via Imera e piazzale Rosselli. Un pezzo d'asfalto è letteralmente esploso a ridosso della scalinata della posta centrale, proprio di fronte alla questura di Agrigento, per lo scoppio della conduttura dell'acqua posta nel sottosuolo. L'arteria è stata ricoperta di giallo. Pare si sia trattato di acqua e fango. Sul posto si è immediatamente recato per il coordinamento delle operazioni il questore Tommaso Palombo e il vicario Carlo Mossuto, tecnici di AICA e la Protezione Civile. L'alta pressione ha causato il sollevamento dell'asfalto. Dalle verifiche effettuate da AICA, vigili del fuoco e personale della Protezione Civile Comunale, non vi sarebbero altri rischi di cedimento del manto stradale. Qualche ora dopo è stata ripristinata la viabilità in quello che è un centro nevralgico per il traffico cittadino. I lavori di ripristino sono stati immediatamente avviati da una squadra di operai, coordinati da alcuni tecnici specializzati, che ha provveduto a transennare la strada e ad avviare lo scavo per riparare la perdita. Intanto si è proceduto alla riparazione. Poi, quando sarà il momento e tutto sarà in ordine dal punto di vista tecnico, si procederà anche qui con il cantiere per ammodernare la rete idrica. Ha detto il primo cittadino Franco Miciche a margine di una riunione nella sede AICA con i tecnici per capire meglio la natura della rottura. Mario Versa, punte a capo, cosa ne pensi di quello che è successo ieri, di questo scoppio? È stato un incidente? È stata causato da qualche impiegato che magari ha sbagliato la manovra o cos'altro? Ma sì, la causa in questo specifico momento è da attribuire, questo secondo fonti tecniche acquisite, è stata dovuta a una errata manovra dell'apertura o chiusura delle saracinesche. In quel caso l'operatore, il fontaniere, secondo me, ovvero secondo le fonti tecniche acquisite, avrebbe dovuto tenere conto delle altre saracinesche aperte o chiuse a valle. Mi riferisco alla via Emera. Ci sarà stato il famoso colpo di frusta che avviene in questi casi, e quindi questo ha provocato un aumento di volume all'interno dei tubi, e con le reti che sono combinate come vuole Dio, ragione per cui la rete idrica, che stiamo ancora aspettando il rifacimento della nuova rete idrica, i tubi, le tubazioni sotterranee sono combinate così come sono combinate, fradicie e prurite, ha provocato questa fuoriuscita violenta di flusso di liquido, di acqua. Ci fa ridere o piangere talune affermazioni. In un primo tempo abbiamo sentito il sindaco comunicare che si sarebbero spostati i lavori dell'inizio del rifacimento della nuova rete idrica, per la quale ancora non ci sono decreti. Per quello che apprendiamo, non ci sono decreti al riguardo di questi finanziamenti, ci sono solo anticipazioni, 10 milioni di euro, eccetera. Avrebbe dovuto spostare il cantiere che dicono che sia fermo, quello che hanno inaugurato ultimamente, no? Quando hanno tagliato il nastro. Avrebbero dovuto spostare questo cantiere in zona piazza Vittorio Emanuele. Poi alla fine ho sentito un'altra dichiarazione contrapposta del sindaco, che tutto a posto, era solo un buco, è stato riparato il tubo ed è ritornato tutto alla normalità. Normalità che come cittadini non vediamo assolutamente, dato che abbiamo numerose vie chiuse proprio per dissesti sotterranei di passaggio fognario o liquido. Abbiamo una città disastrata, all'AICA, ad aspettare la decisione dei sindaci cosa diranno rispetto alle dimissioni annunziate dalla CDA. Aspettiamo, vedremo l'esito, vedremo come finirà questa telenovela.